Il Napoli Futsal vuole mettersi subito alle spalle il KO nel derby con lo Sporting Sala Consilina nella sua nuova casa. Il Global Work Capurso invece arriva in Campania consapevole di dover gettare nuovamente il cuore oltre l'ostacolo, come ha fatto domenica davanti alle telecamere di Sky contro la Meta Catania. Buonasera da Carmine Esposito, qui dal Pala Vesuvio, la nuova casa del Napoli Futsal, seconda giornata della Serie A, quinto. Siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5, iscrivetevi, le squadre stanno per entrare in campo, tra poco andremo alla lettura delle formazioni con questo turno ricco di partite. Questa sera scendono in campo ben 10 squadre per 5 partite, altre 2 domani, poi martedì si ritorna in campo per il turno infrasettimanale, ma ne parleremo più avanti. Come abbiamo detto, il Napoli reduce dal KO al debutto di Ciccio Angelini sulla panchina partenopea con la vittoria della squadra di Conde per 5-1. Il Capurso alla sua prima volta in Serie A ha provato a fermare la squadra campione d'Italia. A Mola di Bari è terminata 4-3 per la squadra allenata da Warra, e quindi solo applausi per il team guidato da Chiaffarato. Siamo in attesa dell'entrata delle due squadre. Ricordiamo che siamo in diretta, iscrivetevi al canale YouTube della Divisione che trasmetterà tutte le gare in diretta streaming, recensione fatta di quelle Sky. Alcune andranno sul canale YouTube di Sky, altre sul nostro canale YouTube, praticamente in sincro. Tutto pronto con le due squadre che entrano in campo. Andiamo quindi alla lettura delle formazioni con il Napoli che va con il numero 4 Grasso, 5 Fabio Sesilio, 6 Perugino, 7 De Luca, 8 Guillermao, 10 Javier Salas che torna in distinta, numero 11 Jurlina, numero 12 Bellobuono, 24 Bolo, 30 Chianese, 65 Saponara, 66 Bortoletto. Risponde il Capurso con il numero 1 Lisco, 7 Pires, 10 Dammacco, 11 Perri, 12 Lamas, 17 Cutrignelli, 19 Primavera, 20 Giannattasio, 31 Micoli, 33 Nitti, 88 Grandinetti, 92 Binghioba. Tecnico del Napoli Ciccio Angelini, allenatore del Global Work Capurso Francesco Chiaffarato, il primo arbitro Luca Paverani della sezione di Roma 2, il secondo Marco Moro della sezione di Latina. Il crono sarà diretto da Raffaele Buonocore della sezione di Castellammare di Stabia. Come abbiamo detto, quindi il ritorno almeno in panchina per Javier Salas, reduce da un brutto infortunio al ginocchio, grave perdita del Napoli nella fase cruciale della scorsa stagione dopo la Coppa Italia di Iesi. Squadra allenata da Colini la scorsa stagione, è arrivata in finale nuovamente contro la Meta Catania. È stata davvero un'assenza pesantissima per i partenopei, che quest'anno vogliono riprovarci con Ciccio Angelini in panchina. L'anno scorso sulla panchina, scusate il gioco di parole, della Pomezia. Capurso invece reduce da una stagione indimenticabile con la vittoria del girone B di A2 Elite, la vittoria della Coppa Italia con tanto di double per la squadra pugliese, che si presenta ai nastri di partenza di questa Serie A con tante novità che poi vi racconteremo durante la cronaca. Ma la grande novità di questa sera è questa splendida struttura con il Napoli Futsal, che quindi ha la sua nuova casa, che è il Pala Vesuvio di Ponticelli, che è stato teatro della finale di gara 1 contro la Meta Catania di giugno scorso. E quindi il Napoli torna a Napoli, come si è detto in settimana con la conferenza stampa tenutasi a Napoli. Tutto pronto per l'inizio, andiamo anche a scandire i quintetti con il Napoli che schiera Bellobuono tra i pali, Jurlina, Perugino, Bolo e Guillermao. Guillermao e Bellobuono che rientrano dalla squalifica, hanno saltato la gara di San Rufo, sono ancora fuori De Gennaro che deve scontare un'altra giornata di squalifica insieme ai nuovi arrivati dalla Roma Camel e Guerini, scusate, Camel 2 giornate, Guerini ben 4. Angelini non ha voluto rischiare Varela per un problema
alla schiena, una sola assenza invece per il Capurso che deve rinunciare a Garofalo, influenzato. Micoli tra i pali, Perri, Cutrignelli, Lamas e Pires a completare il quintetto di Chiaffarato. Napoli con la classica maglia azzurra da sinistra verso destra, Capurso in maglia rossa da destra verso sinistra. Arriva il fischio di Luca Paverani, parte Napoli Futsal Global Work Capurso con il primo possesso dei partenopei. Lucas Bolo, Perugino, subito per Guillermao che elude l'intervento di Perri. Micoli capisce, spazza via. Rimessa dal fondo per Yuri Bellobuono. Yuri Bellobuono, grande protagonista insieme all'Ital Futsal nella qualificazione ad Euro 2026, nella doppia sfida al playoff contro il Kazakistan. Guillermao, Jurlina va a duellare con Pires, ancora Jurlina, cerca e trova Guillermao, l'1-2, calcia Jurlina, parla smorzata, preda di Micoli che lancia lungo, non trova però Cutrignelli. Micoli che ha tantissima esperienza in Serie A. Perugino, Jurlina, Perugino non riesce a trovare Bolo, rimessa per il Capurso. Ricordiamo anche alcune novità di questa nuova Serie A con l'aumento dei non formati, quest'anno possono essere schierati 5. Attenzione, occhio al destro per Cutrignelli che non ci arriva sul suggerimento di Perri. Prima occasione potenziale per il Capurso con Perri che era scivolato via alle spalle della retroguardia del Napoli, ha calciato forte, Cutrignelli non è riuscito nella tap-in, è anche un po' complicato. Riparte Bolo, Guillermao, spalle alla porta, Bolo calcia col mancino, colpisce Pires. Jurlina 1-2, palla messa fuori ancora Napoli con Perugino e quindi Guillermao ragiona, serve Bolo, suola e calcia, palla deviata, resta lì e il gol da parte di Capitan Perugino che sblocca il punteggio. Dopo 1 minuto e 21 secondi il Napoli è avanti con la rete di Nando Perugino. Rivediamo questa azione insistita da parte degli azzurri, prima la conclusione di Bolo che è stata smorzata, la palla è rimasta lì e Nando Perugino sotto porta batte Micoli, vantaggio del Napoli, si sblocca il punteggio qui al Palavesuvio, 1-0 per gli azzurri, primo gol in stagione per Perugino. Riparte subito il Capurso con Cutrignelli, spalle alla porta, lotta. Ancora Cutrignelli, lotta con Perugino, lo stende, fallo secondo Paverani. Primo fallo del match. Lancio di Bellobuono, colpo di testa di Perri, Cutrignelli difende dall'attacco di Perugino, ancora Cutrignelli di prima, Lamas sbaglia, regala palla a Jurlina e quindi Guillermao, spalle alla porta, sembra un brutto cliente per ogni avversario. Perugino suola e torna da Bolo, Guillermao 1 contro 1 con Perri, va via Guillermao di forza, calcia Murato, riparte Perri, la palla esce, rimessa per il Napoli Futsal che è partito a 3000 in questi primi 2 minuti. Jurlina sull'out di sinistra, ragiona e torna da Bolo. L'imbucata intercetta Lamas, palla che resta in campo, Pires la domestica e quindi Cutrignelli, palla per Perri, cerca la giocata su Guillermao che lo ferma in maniera fallosa secondo Moro e quindi arriva il secondo fallo del Napoli dopo 2 minuti e 26 secondi.
Pires, Cutrignelli, Lamas spazza via. Ottima la pressione del Napoli, rimessa per la squadra di Angelini, scusate. Intanto esce Perugino, l'autore dell'1-0, entra Renzo Grasso, un ritorno nelle fila del Napoli. Pronto anche Fabio Sesilio. Guillermao, Bolo, calcia col sinistro! Lucas Bolo, palla in buca d'angolo, 2-0 per il Napoli, che raddoppia subito la rete di Bolo, che ha trovato l'angolo e ha battuto Micoli. Arriva il primo gol in stagione anche per Bolo. Rivediamo la giocata, il sinistro chirurgico di Bolo che si va ad insaccare alle spalle di Micoli. Partenza sprint per la squadra di Angelini, che in 2 minuti e 38 secondi ha trovato 2 reti. Grasso carica il destro, Murato pronto ad entrare, Binghioba per Chiaffarato. De Luca appena entrato, pronto alla battuta della rimessa laterale. Grasso, De Luca, Sesilio, De Luca, ancora Grasso, pressione del Capurso. Grasso non riesce a far partire Saponara e quindi rimessa per la squadra ospite. Entra in campo intanto Binghioba, giocatore spagnolo classe 92. Micoli, lancio lungo proprio per Binghioba, che lotta con Grasso, il sinistro di Pires, murato dallo stesso Grasso. Ci prova il Capurso. Rimessa in zona d'attacco per la squadra di Chiaffarato, con Pires che cerca Binghioba. Passaggio un po' complicato, ma c'è stata una deviazione di Fabio Sesilio con la spalla sinistra. Credo sia una rimessa dal fondo in zona d'attacco. De Luca, Fabio Sesilio sbaglia, riparte Grandinetti, uno dei 2 ex di partita insieme a Pires. Hanno giocato col Napoli Grandinetti nella stagione 18-19 in Serie B, nella prima parte di stagione, Pires invece nella stagione 19-20, quella poi fermata dal Covid. C'è anche un solo precedente tra le 2 squadre proprio nella stagione 18-19, quando il Napoli Futsal era fuori grotta, con la doppia vittoria del fuorigrotta che allora vinse il campionato 8-3 qui a Napoli e 7-2 in Puglia. In quel Napoli c'erano appunto Grasso e Perugino. Grandinetti invece iniziò la stagione col Napoli e poi andò via. De Luca riparte 2 contro 1, l'assist per Fabio Sesilio, la deviazione di Pires che salva tutto, ma è calcio d'angolo. Rivediamo la giocata di De Luca che ha cercato col destro Fabio Sesilio, bravo Pires in lettura. Ci prova il Capurso a ripartire con Grandinetti che lotta, lo ferma Grasso in estirada. Rimessa per la squadra in maglia rossa. Binghioba lascia Micoli che avanza. Calcia Micoli sul fondo. Intanto c'è un problema, credo, di comunicazione tra gli arbitri. Problema per Paverani. Problema risolto, tra poco si riparte. 15
e 34 da giocare. De Luca, Grasso, sbaglia il controllo Fabio Sesilio, uno dei grandi colpi di mercato del Napoli in questa sessione estiva. Due volte campione d'Europa 2018 e 2022, campione del mondo nel 2021 con la nazionale portoghese. Lamas cerca e trova Binghioba, fallo di Grasso sul giocatore della Capurso, fallo numero 3 per il Napoli. Deve fare un po' più di attenzione, sono ancora 15 minuti da giocare questo primo tempo. Binghioba sulla sfera, parte il 92 con il destro, Murato, poi ci prova Lamas, Grasso si oppone, rimessa in zona d'attacco per il Capurso, palla al centro, intercetta Guillermao, riparte il brasiliano, la giocata di Guillermao che si mette in proprio e Micoli deve uscire per fermare la corsa del giocatore. Lanciato verso la porta, rimessa per i partenopei. De Luca. Bolo. Fabio Sesilio, ancora Bolo. Grasso. Bolo. Non si intende, ma la palla arriva comunque a De Luca che scucchiaia per Bolo. Passaggio lungo, rimessa per Micoli. Intercetta Grasso che anticipa Binghioba, quindi De Luca, la giocata del numero 7 va via. Ancora De Luca che poi voleva tornare da Grasso, lo ferma un intervento ruvido Grandinetti. Rimessa laterale per il Napoli, rientra Saponara, occhio a Grasso. Fabio Sesilio sull'auto di sinistra, la giocata, Sesilio col sinistro, calcio d'angolo per il Napoli, deviazione da parte di Giannattasio, uno dei nuovi volti del Capurso. De Luca quasi sul gong dei 4 secondi si rifugia da Bellobuono che riparte da Grasso. Sesilio, Saponara, ancora Sesilio, Alessio Saponara, spalla alla porta, la palla resta lì, viene fermato in qualche modo da Grandinetti che forse viene colpito. Si accascia il giocatore argentino. Si è rialzato, rimessa per il Napoli. Sesilio, palla fuori, De Luca controlla, riesce a tornare dal portoghese. Quindi Grasso, Saponara, Grasso, De Luca, Grasso. Passaggio intercettato per un primo momento da Lamas, poi Grasso la mette fuori, attaccato dall'argentino. Del Napoli, ancora Lamas, Binghioba, Giannattasio, sbaglia qui, passaggio orizzontale, capisce tutto, Grasso! Micoli dice di no, si è preso un bel rischio Giannattasio, Grasso ha letto tutto con tutta la sua esperienza, rivediamo passaggio in orizzontale da parte dell'ex Manfredoni, poi Grasso salta, Binghioba apre il destro, bravo Micoli ad evitare la rete del 3-0, De Luca palla fuori per Fabio Sesilio che la mette giù subito pressato da Lamas, anzi da Giannattasio. Bellobuono in buca per Saponara che cade ma non c'è fallo, quindi Grasso, De Luca, Fabio Sesilio, Grasso lascia De Luca,
Saponara tenta la giocata, fermato da Grandinetti, va via l'argentino, occhio a Grandinetti che se la porta sul sinistro, bello buono, risponde presente, riparte il Napoli, Saponara vuole far correre De Luca, passaggio lungo, rimessa Capurso, ne cambia 4 Angelini, rientra di fatto il quartetto che ha iniziato la partita con Perugino, Bolo, Jurlina e Guillermao. Perugino, l'autore dell'1-0, serve bello buono, Jurlina, ragiona il giocatore croato e serve Guillermao, si fa vedere Bolo, ancora Guillermao, torna da Jurlina, Perugino, Bolo, intercetta qui Binghioba, palla che arriva a Perugino, allarga subito da Jurlina, ancora Perugino, Jurlina, cerca con gli occhi Guillermao, in anticipo Grandinetti che poi serve Micoli, lancio perfetto per Binghioba che la mette giù, ostacolato da Bellobuono, ancora Binghioba che poi apre il destro, la parata di Bellobuono, la sfera resta lì, ci prova anche Giannattasio, ma Binghioba resta a terra e Paverani ferma il gioco, colpo al viso per il giocatore della Capurso che ha avuto la chance di firmare il 2-1. Rivediamo questo lancio perfetto di Micoli, bravo Binghioba a vincere prima il duello con Perugino, poi ha calciato e ha trovato la strada sbarrata da Yuri Bellobuono che ha detto di no e si resta sul 2-0, 11:57 da giocare. Attenzione intanto qui all'occasione per il Napoli con la deviazione di Micoli in calcio d'angolo. Palla fuori, ancora Bolo che ci riprova, quasi dalla stessa mattonella del 2-0, stavolta calciato alto, era un po' più defilato l'argentino. Quindi riparte Micoli, poco fa lancio perfetto per Binghioba nella prima grande occasione del Capurso di questa partita. Pires attaccato da Jurlina, ottima la pressione del giocatore croato, rimessa del Napoli. Bolo, Perugino di prima, cerca ma non trova Guillermao, riparte Perri, addosso a Jurlina che tenta di ripartire, rimessa Capurso, Cutrignelli, Perri di prima per Pires, ancora Perri, interno destro per Cutrignelli, palla perfetta, la mette giù l'ex Pomezia, non riesce a far correre Pires, spazza il Napoli ancora dalle parti di Micoli. Perri in buca, intercetta Guillermao, la palla arriva direttamente a Bellobuono con Perugino che è riuscito a spostare fisicamente Primavera. Tanto qui il capitano, l'autore dell'1-0 non controlla bene, rimessa per il Capurso. Ci prova Cutrignelli, palla sul fondo, su un pericolo per Bellobuono, riparte il Napoli. Jurlina, Bolo, non trova Guillermao, in anticipo Perri che colpisce Cutrignelli ma riesce a chiudere comunque il triangolo, alla fine il Napoli recupera. Perugino, Guillermao, torna da Jurlina, Bolo, Perri, Cutrignelli, movimento di Primavera, ancora Cutrignelli che tarda nello scaricare il pallone, Pires, passaggio intercettato e poi Bolo la mette fuori. 9:54 da giocare, 2-0 per il Napoli, le reti nelle prime, in apertura nei primi 3 minuti con la firma di Perugino e quella di Bolo.
Cutrignelli si accentra ancora, Cutrignelli calcia, colpisce Primavera, poi la palla è preda di Yuri Bellobuono che riparte. Perugino, Bolo, ragiona l'argentino, ancora Bolo, Perugino in orizzontale da Jurlina che cerca e trova Guillermao che fa spallate con Perry e quindi Bolo, Perugino, Bolo, Guillermao, si gira Guillermao, poi Perry rinviene, è in scivolata ferma. Il tentativo del giocatore del Napoli, intanto time out per Ciccio Angelini. Noi possiamo anche vedere la nuova veste di Giappa Duarte in panchina. Noi ne approfittiamo per capire anche il programma della seconda giornata della Serie A Quinto con lo Sky Match tra Meta Catania ed Ecositi Genzano. Poi al Palasele c'è Feldieboli Roma, entrambe le partite ancora sullo 0-0. Pirossigeno Sandrabate 1-0 per il Pirossigeno. Savia Testa Mantova CDM 1-0 per il Mantova. Domani a completare il quadro della seconda giornata Came Treviso Active Network, Pomezia Sporting Sala Consilina. Riposa l'L84. Ricordiamo che quest'anno la Serie A è a 15 squadre. Terminato il time out si ripartirà credo con una rimessa da laterale in zona d'attacco per il Napoli. Jurlina, palla al centro per Guillermao che è sbucato, non è riuscito però a calciare. Rivediamo con Jurlina che pesca Guillermao. C'è stato un incrocio di gambe con Perry che di fatto ha sbilanciato il giocatore brasiliano. Riparte il Capurso, rischia qui Perry sull'attacco di Bolo che aveva parzialmente intercettato la sfera. Lancio lungo ancora per Binghiopa, questa volta Grasso legge tutto. Rimessa per il Capurso, ci prova Binghiopa, calcia Pires, la palla resta lì, poi spazza via Bolo che la tiene in campo e quindi la sfera arriva a Micoli che fa ripartire Perry, pronto a rientrare Grandinetti per il Global Work Capurso. Qui Binghiopa non ci arriva sull'imbucata di Perry. Rimessa per Yuri Bellobuono, autore di una straordinaria prestazione in Kazakistan ad Astana. Tanto qui la giocata intanto di De Luca, non c'è fallo, anzi sì, fischiato in quell'attimo di ritardo. E arriva quindi il primo fallo del Capurso in questa partita. Riparte il Napoli, attenzione al sinistro, al gol da parte di Bortoletto, appena entrato, fa 3-0, buca Micoli al suo primo pallone giocato, cala il tris il Napoli. Rivediamo la corsa di Bortoletto che col sinistro riesce a battere Micoli in uscita. E a 8 minuti dal termine del primo tempo il Napoli fa 3-0 con Luis Bortoletto, classe 2001, appena entrato ha trovato la palla del tris, bravo e freddo. Intanto fallo di Grasso su Binghiopa. Arriva il quarto fallo per il Napoli.
Fischiato, credo, un fallo a Binghioba. Sì, ancora a duellare con Grasso, questa volta il fallo è del giocatore spagnolo del Capurso e arriva quindi il secondo fallo del team pugliese. De Luca, Bortoletto, Fabio Sesilio, ancora De Luca, Grasso, movimento di Bortoletto, ancora Grasso, Bortoletto cerca e trova De Luca, Micoli dice di no e poi fallo di De Luca e arriva il quinto fallo del Napoli a 7:35 dal riposo. Si arrabbia tantissimo Ciccio Angelini in panchina. Rivediamo prima l'occasione per De Luca, poi il fallo su Binghioba e quindi Napoli che esaurisce il bonus. Vediamo anche Javier Salas fare da allenatore aggiunto in panchina. Sarà un recupero fondamentale per il Napoli, anche perché Salas quest'anno è formato italiano, quindi non risulta tra i non formati. Tanto la rimessa qui è stata sbagliata e quindi passa al Capurso. Ci prova direttamente Lamas. Bello buono, lancio lungo per Bortoletto che sbaglia il controllo, riparte Lamas, non può far fallo Bortoletto, quindi Binghioba si gira benissimo, ancora Binghioba, la sterzata Binghioba, murato poi da Fabio Sesilio. Ovviamente ora il Capurso cercherà più volte il suo pivot con il Napoli che ha commesso 5 falli. Grandinetti in orizzontale, sbaglia qui Lamas, recupera il Napoli, Fabio Sesilio ancora per Bortoletto che ci prova, palo da terra in estirada. Bortoletto, impatto devastante sulla partita per il 66, rivediamo, è riuscito a calciare colpendo l'incrocio dei pali. Napoli ad un passo dal 4-0 e l'ex giocatore della Roma ad un passo dalla sua doppietta personale. Intanto ancora Fabio Sesilio va via, trattenuto, non c'è fallo rimesso dal fondo per Micoli, trattenuta legale, quella di Lamas sul portoghese. Perry, cade Pires ma non c'è nulla, ancora Pires ragiona tra le linee, Grandinetti in buca per Lamas, anzi per Primavera, viene fermato ancora da Bortoletto. Palla fuori, ci prova Pires, murato sempre da Bortoletto e quindi Micoli alimenta l'azione offensiva, ci prova Grandinetti dalla distanza, palla fuori, altro richiamo di Paverani, questa volta per Bortoletto, credo Primavera. Cenno d'intesa tra i due giocatori con Bortoletto che poi lascia il posto a Lucas Bolo. De Luca, non riesce Grasso a far correre Bolo, sono capiti i due connazionali argentini. Palla che passa, lotta Grasso, si mette in proprio, fronteggiato da Dammacco. Bolo mette fuori, c'è un problema proprio per Dammacco nello scontro in precedenza con Grasso, colpo al volto per il giocatore classe 1998 del Capurso. E Lamas restituisce palla a Bello Buono. Bolo, ancora Bolo, a spazio Fabio Sesilio che attende l'arrivo di Bolo, il salvataggio da parte di Lamas che evita il 4-0 sulla linea. Grande azione del Napoli, rivediamo con la palla splendida di Bolo che cerca e trova Fabio Sesilio, chiude il triangolo, bravissimo Lamas che si sostituisce a Micoli
Napoli ad un passo dal 4-0. De Luca, palla intercettata, quindi Grasso, ancora De Luca, Grasso, Bolo, Grasso, De Luca, Bolo, Fabio Sesilio non la tiene in campo il numero 5 sul passaggio di Bolo. Time out questa volta per Chiaffarato a 5:16 dal termine del primo tempo. 3-0 per il Napoli con le reti di Perugino e Bolo nei primi 3 minuti e poi al 13° il 3-0 di Bortoletto che ha colpito anche un incrocio dei pali poco fa. Il Napoli ad un passo dal 4-0 con Bolo, bravissimo Lamas sulla linea a respingere. Intanto De Cositi Genzano in vantaggio sul campo della Meta Catania. 1-1 tra Mantova e CDM, sempre 0-0 tra Feldi e Roma, 1-0 tra Cosenza e Sandrabate per il live dagli altri campi di questa seconda giornata della Serie A Quinto. Riparte il gioco, Perri, Lamas cerca Cutrignelli, non lo trova, rimessa dal fondo per Bellobuono. Bolo cerca Guillermao, passaggio complicato, Guillermao non la tiene in campo. Lamas intercetta Bolo, palla che resta lì, ancora Lamas, poi Bolo capisce tutto, Bellobuono, lancio lungo per Guillermao, colpo di testa di Pires, poi Perri, ancora Pires, occhio che un 3 contro 2, viene rimontato Pires da Guillermao, ma poi Perri, occhio al Capurso, non calciano Cutrignelli, Pires ci prova, sul fondo le proteste di Pires per un presunto tocco col braccio da parte di Bolo. Rivediamo, è chiarissimo da questa angolatura, calcio d'angolo per il Capurso, palla fuori, non ci arriva Perri, dimessa per il Napoli. Perugino, Guillermao, Bolo, Perugino, Guillermao, si inserisce Jurlina, ancora Bolo che cerca proprio Jurlina, intercetta Cutrignelli che poi lotta con Guillermao da terra, riesce a servire Pires e poi il destro di Lamas, Bellobuono in 2 tempi, dice di no. Bolo, Perugino, cerca Jurlina, ragione il numero 11, torna da Perugino. Guillermao, Perugino, Bolo, Perugino, Bolo, interno sinistro, colpo di testa di Lamas che intercetta, riparte Perri, esterno per Pires che sbaglia il controllo, rimessa per il Napoli. 3 minuti 9 secondi al riposo. Intanto rivediamo qui la conclusione da parte di Lamas con la parata di Bellobuono. Bolo ci ha provato qui Jurlina, passaggio intercettato.
Rischia qui Jurlina, Bolo riesce a spazzare, poi lascia scorrere Giannattasio, rimessa Capurso, rientra Binghioba. Sbaglia qui il 92, poi mismatch fisico con Jurlina, la recupera il 92 ancora. Perry, Giannattasio, Perry, largo da Lamas. 1-2 con Giannattasio, ancora Lamas, Binghioba, Giannattasio, Binghioba. Perry di prima, esce bene il Capurso con Lamas, la parata ancora di Bello Buono. Ottima azione dei pugliesi di Chiaffarato, che ha portato al destro di Lamas. Rivediamo l'ottima uscita pressing del Capurso con l'ultimo passaggio per Lamas. Bravo Bello Buono in uscita ad evitare il 3-1, occasione per il team di Chiaffarato. Micoli ci prova col destro da lontano, alto. Ultimi 130 secondi di questo primo tempo. Napoli avanti 3-0 qui al Palavesuvio, nella nuova casa del Napoli Futsal. De Luca, Grasso, Fabio Sesilio. Grasso, ne salta uno ma non il secondo, che è Giannattasio. Poi l'ultimo tocco è stato di Giannattasio, uno dei 5 nuovi volti del Capurso, insieme a Pires, Cutrignelli, Binghioba e Grandinetti. L'anno scorso Giannattasio ha iniziato la stagione con la Sandrabate e l'ha conclusa con il Manfredonia in Serie A. Bortoletto, palla in avanti, è un regalo per Micoli che fa ripartire Lamas. Binghioba, ancora Lamas, Giannattasio, intercetta Fabio Sesilio, ancora Bortoletto che capisce il passaggio in orizzontale ma non riesce a ripartire. Perry, Binghioba, Lamas, Giannattasio, Pires, anzi no, Perry sbaglia l'imbucata per Binghioba, poi Perry lascia il posto a Grandinetti. Bello Buono, De Luca, Fabio Sesilio, Bortoletto a spalle alla porta, trova una deviazione, quella di Giannattasio, e quindi sarà rimessa per il Napoli. Lamas, Binghioba, ancora Binghioba, spalle alla porta, si mette in proprio, fronteggia Bortoletto, trova la deviazione del 66, corner, Grandinetti non calcia, si allunga la sfera, rimessa Napoli. De Luca, siamo al tramonto di questo primo tempo. Grasso, De Luca, Bortoletto, De Luca lancia in avanti, cerca e trova Grasso che la tiene in campo. Mancano 2 secondi, vediamo se c'è tempo. Viene fermato Grasso, arriva il gong, finisce qui il primo tempo con il Napoli avanti 3-0
sul Global World Cup Urso per effetto delle reti messe a segno da Perugino, Bolo e Bortoletto. E noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo per il secondo tempo sempre in diretta sul canale YouTube della divisione, sempre qui dal Pala Vesuvio di Napoli. Ottima azione dei pugliesi di Chiaff.
Tutto pronto per l'inizio della ripresa, le squadre sono rientrate in campo. Arriva il fischio di Paverani, ripartono le ostilità, si riparte dal 3-0 in favore del Napoli, maturato nei primi 20 minuti grazie ai gol di Perugino, Bolo e Bortoletto. Grandinetti in buca per Binghioba, che fa spallate con Perugino, calcia, bello buono, si oppone. Rivediamo che battaglia tra Binghioba e Perugino, è riuscito a girarsi Binghioba, calciare da terra, ma bello buono gli ha ancora sbarrato la strada. Cercato ancora il 92, questa volta non riesce nel controllo. Guillermao, Bolo, Perugino, Bolo, Jurlina si accentra, ancora il numero 11, Bolo, Perugino, va da Guillermao, fermato da Grandinetti, l'ultimo tocco di Guillermao, la rimessa è del Capurso, che ha avuto qualche occasione nel primo tempo, soprattutto con Lamas, più pericoloso dei suoi. Jurlina, Bolo, qui Jurlina perde il pallone, lancio per Pires che si incunea, viene fermato, attenzione al destro di Lamas, bello buono, ci mette le mani, calcio d'angolo per il Capurso. Che occasione, è uscito male qui il Napoli, Lamas intercetta e calcia, bravo, bello buono a respingere l'assalto dell'argentino. Ci prova Pires, questa volta la deviazione di Guillermao, resta lì il Capurso. Altro calcio d'angolo. Sempre Pires, sempre Guillermao a murare. Intercetta Jurlina. Altra rimessa, buona partenza per la squadra di Chiaffarato in questa ripresa. Pires intercetta Guillermao che corre, Nicoli lo ferma in maniera pulita. Rimessa per il Napoli, rivediamo l'intervento sul pallone da parte di Giuseppe Micoli, classe 92. Ci prova Bolo, Micoli risponde presente, riparte il Capurso, ma il Napoli recupera palla, non c'è fallo di mano, quindi Perugino. Jurlina, Guillermao, lotta con Grandinetti, riesce a servire Bolo che ci prova, si distende Micoli, rimessa laterale per il Napoli. Perugino, Binghioba, riparte il Capurso, lotta qui Pires, Grandinetti, Binghioba, calcia col sinistro, male, palla altissima. Bello buono. Jurlina, Perugino, Bolo, ancora il numero 11. Bolo cerca Guillermao che la tiene.
Perugino, Bolo, sbaglia il controllo di Jurlina e quindi Lamas perde il duello con il croato. Bolo, Jurlina, Perugino, Bolo, Guillermao, un po' di spazio, si inserisce Perugino, sbaglia la giocata qui Guillermao, lancio di Micoli, intercetta Bolo, Grasso spazza via, ferma il pallone per Binghioba. Attenzione ancora Grasso, l'assist per Guillermao, occasione per il 4-0 del Napoli. Si è salvato Micoli, rivediamo con l'altruismo di Grasso. Più Grandinetti che Micoli a salvare la porta del Capurso. Tanto problema per Binghioba, un po' claudicante. Palla fuori, ci prova Bolo col sinistro, dritto per dritto. Grandinetti intercetta Fabio Sesilio. Grandinetti, Giannattasio, Lamas, fallo di Sesilio su Lamas, arriva il primo fallo anche per il Napoli che nel primo tempo ne ha commessi 5. Riparte il gioco con Dammacco che perde il duello con Grasso, l'ultimo tocco è del 10 maglia rossa. Bello buono, fallo da parte di Saponara su Grandinetti, altro fallo per il Napoli. Giannattasio cerca ma non trova Grandinetti, rimessa per il Napoli con Grandinetti che lascia il posto come di consueto a Perri. Staffetta tra i due continua all'interno della partita. Grasso, De Luca, Sesilio si mette in proprio, la palla non esce, Perri se la allunga, Saponara facilita l'avanzo di De Luca che poi torna all'indietro. Ancora Sesilio, lo scatto del numero 5, Sesilio poi non calcia, chance potenziale per il Napoli con Fabio Sesilio, Dammacco, Perri, Giannattasio, Grasso in anticipo, doppio rimpallo, la palla torna al Capurso. Tenta di incunearsi Perri, viene fermato da Saponara e quindi Grasso va via il numero 4, voleva la corsa di Saponara, ci mette una pezza fondamentale Dammacco perché Saponara era in porta.
Sesilio, Grasso, ancora Sesilio, Saponara, tenta la giocata, va via Perry, la palla poi esce. L'ultimo tocco dell'ex giocatore dell'Ital Service Pesaro, che è rientrato dal prestito dopo un'ottima stagione al Pesaro, ha anche guadagnato una convocazione in nazionale, tornato quindi al Napoli. Saponara, intanto qui si allunga Pires, lancio lungo, colpo di testa di Saponara, la tiene Micoli, non è riuscito a dare forza al pallone Saponara. Buca qui Perry, ancora il numero 11, Dammacco perde il controllo della sfera, ma poi riesce a servire, Cutrignelli calcia il numero 10, colpisce De Luca. Ci sta comunque provando il Capurso a rientrare in partita, rientra anche Binghioba. Cutrignelli, Pires, la sterzata, palla per il numero 92, stavolta il fallo è il suo, su Grasso. Caricato ancora il Capurso di un fallo, numero 2 per la squadra di Chiaffarato. Grasso, Saponara, Di Luca, sbaglia qui Iurlina, Binghioba sterza sul destro, allarga per Pires, Grasso capisce tutto. Il bianco com'è? Palla che arriva tra le mani di Bellobuono, riparte De Luca, gioca bene qui Saponara che poi perde la sfera. Binghioba sterza sul mancino, calcia sul fondo, ci ha provato ancora Binghioba. Intanto richiamo alla panchina pugliese da parte di Paverani. Intanto rivediamo la giocata di Binghioba, l'elastico col destro, il sinistro, palla fuori. Lui e Lamas i più pericolosi del Capurso in questa gara. De Luca, tanto Bortoletto non riesce a far partire Saponara, in anticipo Perry. Lancio di Bellobuono per Saponara che mette giù. De Luca, Grasso, un po' di spazio ancora, Grasso se la porta sul sinistro, palla sul secondo palo, anticipato Bortoletto da un grande intervento di Perry e poi lancia lungo per Pires. De Luca la sporca, la tiene Bellobuono. Saponara, Bolo, Bortoletto, non riesce a servire De Luca. Pires, lancia in avanti De Luca, Guillermao, si sovrappone lo stesso De Luca, fermato da Cutrignelli.
Dammacco, Lamas, anzi Grandinetti, che viene fermato in maniera regolare da Guillermao, poi cenno d'intesa tra i due. Pires recupera Bortoletto, quindi Bolo, lancio lungo perfetto per Fabio Sesilio, che però non riesce a tenerla in campo. Cenno d'intesa tra il 5 e il 24 del Napoli in maglia azzurra. Grandinetti sollecita Micoli, che torna da Lamas. Ora Grandinetti che calcia sul fondo. Guillermao, Fabio Sesilio, 1-2 con Guillermao, palla che resta lì, riparte il Capurso, 3 contro 1, attenzione a Pires, bello buono, evita il 3-1 con un grande intervento. Rivediamo il contropiede del Capurso, Pires ci prova col mancino, bello buono ci mette il petto, salva la porta del Napoli. Attenzione all'occasionissima per Dammacco, che si divora il 3-1 sotto porta al minuto 10. Sul corner successivo rivediamo clamorosa occasione per Dammacco, che impatta male la sfera col piattone. Tanto spazza via Bortoletto. Siamo entrati ufficialmente nell'ultimo quarto di gara. Bortoletto, bello buono, Guillermao, Fabio Sesilio, Bortoletto, ancora Guillermao, spalle alla porta, Fabio Sesilio, ci prova Guillermao, Pires non salta Sesilio, palla che torna a Bortoletto, pronto ad entrare Grasso e Saponara per Angelini. Guillermao, spalle alla porta, calcia, destro smorzato, ma guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Bortoletto, Sesilio, Polo, giocata qui, attenzione di Grandinetti, che poi viene fermato sempre da Bolo. Riparte il Napoli, ancora con Bortoletto, Sesilio, fallo su Bortoletto, cartellino giallo per Binghioba, primo ammonito del match, Angel Binghioba. Al tramonto del 12° del secondo tempo arriva quindi la prima ammonizione .
Rivediamo l'intervento irregolare da parte di Binghioba. Parte Bolo, Nicoli dice di no, la palla arriva direttamente a Bellobuono e quindi Bolo, De Luca, Bolo, Sesilio, intercetta per un attimo Giannattasio. Questa curiosità che Giannattasio e Bellobuono praticamente sono cresciuti insieme nel vecchio Lollo Caffè Napoli, vincendo lo scudetto Juniores nel 2017. De Luca perde palla Saponara, ci prova dalla distanza Lamas, ancora Bellobuono attento sul primo palo, sta difendendo il suo clean sheet Yuri Bellobuono. Ancora Grandinetti, palla alleggerita per Bellobuono, lancio col destro, Micoli respinge ma serve di fatto Saponara che lotta ancora. Saponara tenta di rompere la diga di Giannattasio, alla fine perde la sfera. Binghioba, buca, attenzione ancora il Capurso con Lamas che si incunea, Lamas, Bellobuono lo ferma, poi l'ultimo tocco è di Lamas. De Luca, Bolo, ricordiamo che martedì si torna in campo, ma il Napoli tornerà in campo mercoledì per lo scontro diretto della terza giornata della Serie A Quinto al Pala Cesaroni di Genzano nello Sky Match con le Cositi, mentre il Global Work Capurso ospiterà il Pomezia. Saponara si gira, non riesce a calciare, la palla resta lì, lotta, alla fine perde palla. Grandinetti fa correre Giannattasio che si gira bene, Giannattasio poi non riesce a servire Lamas. Era una buona trama della squadra pugliese, mancato l'ultimo passaggio a Giannattasio. De Luca, Jurlina, ancora De Luca, Jurlina, De Luca, Grasso, non riesce Saponara a tenerla sull'attacco di Grandinetti. Time out per Ciccio Angelini a 6 minuti e 11 secondi dal termine del match, con il Napoli sempre avanti 3-0 con tutte le reti arrivate nel primo tempo. Tanto tra Meta Catania e Genzano è 1-1, Feldi avanti 2-0 sulla Roma, 1-1 tra Cosenza e Sandrabate. Mantova che è tornato in vantaggio 2-1 sulla CDM. Domani a completare la seconda giornata della Serie A Quinto, Came Treviso Active Network alle 17:30, Pomezia Sala Consilina alle ore 18, tutto in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Iscrivetevi in tanti al canale che quest'anno avrà anche tutte le dirette streaming della Serie A2 Elite, ovviamente oltre alla Serie A Tesis femminile. Power play per il Capurso, c'è Pires con la maglia del portiere di movimento, si gioca il tutto per tutto, Chiaffarato, Perri, Grandinetti, Perri,
ancora l'88, ora insieme in campo i due per questo 5 contro 4 del Capurso. Napoli che difende con Fabio Sesilio, Bolo, De Luca e Grasso. Lamas riesce a servire Perri, a spazio Pires, occhio al numero 7, occhio che la porta è vuota, ci prova Bellobuono che apre il destro, non inquadra lo specchio della porta Yuri Bellobuono. Riparte il Capurso, 5:20 dal termine del match. Lamas, Perri, Grandinetti, Perri. Grandinetti, Perri, Pires, Perri, Lamas cerca l'imbucata, intercetta De Luca, palla ancora al Capurso, sempre con il numero 12. Perri, suolata, avanza, ci prova Grandinetti, la tiene Bellobuono che ci riprova, palla che gira e va in porta per la rete di Yuri Bellobuono che fa 4-0, cala il poker il Napoli a 4:32 dal termine, arriva la prima rete stagionale anche per Yuri Bellobuono. Rivediamo il destro preciso, ci aveva provato poco fa, ha preso le misure, ha preso la mira e mette il punto esclamativo al match. Riparte il Capurso, Binghioba si gira ancora, il destro mette fuori Lucas Bolo, uno dei migliori degli uomini di Ciccio Angelini. Perri, Pires, Perri carica il destro, male, rimessa laterale per intanto rivediamo con Bellobuono che ha aperto bene il compasso. Lancio qui per Fabio Sesilio che non la tiene. Quindi il Napoli si avvicina alla prima vittoria in campionato. Capurso non molla col 5 contro 4. Perri, Grandinetti, palla che attraversa tutta l'area, non ci arriva nessuno ma c'è stata una deviazione e quindi sarà rimessa laterale per il Capurso. Giannattasio, Perri, Giannattasio, Lamas, Grandinetti, Lamas, Giannattasio, ancora Lamas. Ancora Pires, palla che attraversa ancora il campo. Time out per il Napoli, quindi prima il time out era per Chiaffarato, vuole riordinare le ultime idee Angelini a 3 minuti e 6 secondi dal termine, con la squadra avanti di 4 reti per chiudere al meglio questa prima partita al Palavesuvio di questo campionato. Napoli che poi tornerà a giocare qui sabato sera prossimo 11 ottobre contro il CDM. Capurso invece che nel prossimo weekend sarà ospite della Camere Treviso. Intanto rivediamo la rete del 4-0 di Yuri Bellobuono che ha messo il punto esclamativo al match e anche alla sua grandissima prestazione. Sta vivendo un momento d'oro
il portiere del Napoli e della nazionale italiana. Come abbiamo già detto all'inizio cronaca, grande protagonista nelle qualificazioni all'Europeo, nello spareggio contro il Kazakistan, prima nella partita di Fasano e poi in quella di Astana, dove ai rigori ha parato ben 2 penalty. Il terzo l'ha apparato Dalcin, il Kazakistan, scusate, ha sbagliato anche il quarto, e quindi l'Italia di Samperi sarà presente ad Euro 2026 ad inizio anno. Sesilio fa correre Bolo, palla che resta lì, la recupera Grandinetti, riparte Perri. Ha rinunciato per il momento al power play, no, sta per rientrare Pires, infatti la rimessa è per il Capurso e rientra il numero 7. Eccolo qui, Pires. Sbaglia qui Grandinetti, l'appoggio per Giannattasio. Lancio in avanti di Fabio Sesilio per Bortoletto che fa a sportellata, ancora Bortoletto, salta Micoli ma se l'allunga, poi torna da Fabio Sesilio che perde il duello con Perri. Bortoletto la tiene in campo e si rifugia da Yuri Bellobuono. Lancio troppo lungo, occhio a Fabio Sesilio, la parata di Micoli, poi il gol di Bolo, ma c'è fallo di Sesilio, quindi il gioco è fermo, fallo del portoghese sull'Amas. Rivediamo l'occasione per il numero 5, la parata di Micoli e poi il calcione rifilato all'Amas. Arriva il fischio dell'arbitro prima della conclusione di Bolo. Si resta sul 4-0. Napoli che nella prossima partita recupererà anche De Gennaro. Altre 2 giornate per Camel, 4 invece per Guerini. Ricordiamo che Angelini non ha rischiato Varela per un problema alla schiena. C'è Salas in panchina ma ha iniziato solo a riassaggiare il parquet dalla panchina. Reduce da un brutto infortunio il paraguaiano Ciolito. Attenzione intanto alla rete da parte di Giannattasio, con la palla che ha colpito la traversa e carambolata sulla schiena di Bellobuono. Accorcia le distanze al minuto 19 il Capurso con il portiere di movimento. Rivediamo questa azione insistita da parte della squadra di Chiaffarato. Sfortunato Bellobuono che dopo la traversa di Giannattasio non è riuscito a fare nulla perché la palla è carambolata di fatto sulla sua schiena. 4-1 accorcia nella finale il Capurso. Ultimo giro di lancette. Perri. Ancora Perri, palla al centro, mette fuori Sesilio, fa scorrere Lamas, si risistema il Capurso. Pires. Cerca Grandinetti, Giannattasio, passaggio lungo, occhio che la porta è vuota, deve rientrare Micoli, lancio di Bellobuono, colpo di testa di Guillermao che però commette fallo su Perri. Arriva il quarto fallo del Napoli a 27 secondi dal termine. Pires. Imbucata ancora Giannattasio che la mette al centro, ancora il Capurso, calcia male Grandinetti, l'ultima chance del match.
per la squadra di Chiaffarato. Lancia bello buono Micoli con i pugni, la mette rimessa laterale. Ci sono ancora 6 secondi da giocare. Siamo ai titoli di coda di questa partita. La tiene De Luca, arriva il gong, finisce qui al Palavesuvio, arriva la prima vittoria in campionato per il Napoli Futsal che batte 4-1 il Global Work Capurso grazie ai gol di Perugino, Bolo, Bortoletto e Bellobuono nel finale. L'autorete di Bellobuono per il Capurso, arrivano i primi 3 punti per la squadra azzurra guidata da Ciccio Angelini. Seconda sconfitta di fila invece per il team di Chiaffarato. Le squadre si salutano, è tutto dal Palavesuvio. Ci sentiamo per la prossima partita sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione. Vi auguriamo un buon weekend di futsal.